Al via domani gli esami di maturità con la prima prova, quella del tema di italiano. Nell'Agrigentino sono ben 4.729 gli studenti interessati, mentre 119 è il numero che riguarda le commissioni e i presidenti. Come succede ogni anno, i giovani studenti candidati alla maturità sono alle prese con le tracce ritenute possibili. Tra i pronostici ad Agrigento, ma non solo, prevale Pirandello, ricorrendo i 150 anni della nascita, ma vi sono altri autori ritenuti possibili, come Sabba. Gli studenti non escludono un probabile testo sulle stragi di mafia, ma potrebbe anche venir fuori un tema sul terrorismo, anche se i pronostici della vigilia, come sostengono gli stessi docenti, quasi mai hanno avuto riscontro. Per quanto riguarda il saggio breve o articolo di giornale, si pensa ad un saggio sull'emigrazione, mentre il tema storico potrebbe riguardare, secondo gli studenti, il 25° anniversario della strage di Capaci e l'uccisione di Paolo Borsellino. Il toto traccia naturalmente non finisce qui. Matematica, latino, diritto ed economia, politica sono le materie scelte per la seconda prova in programma dopodomani. Lunedì 26 giugno, invece, sarà la volta della terza prova con l'ultimo scritto, con domande preparate dalle commissioni riguardanti il programma dell'ultimo anno. Intanto verranno sostituiti ad Agrigento entro oggi presidenti e commissari che hanno rinunciato alla nomina, in tutto 7. Restando nel capoluogo è il liceo scientifico Leonardo ad avere il maggior numero di maturanti, 270, seguito dall'Istituto Professionale Fermi con 202, il Liceo Classico Empedocle con 177, l'Istituto Gallo con 153, a seguire il Liceo Politi, gli Istituti Foderà e Brunelleschi e infine il Liceo Artistico Michelangelo con 36 candidati.